Si sono ritrovati in tanti, centinaia di veneziani, in campo Santi Giovanni e Paolo, davanti all'entrata dell'ospedale civile. Non vogliono che sia declassato a struttura di base, come previsto dalle schede sanitarie regionali. Una mobilitazione, con l'adesione di vari comitati, promossa dal Movimento per la Sanità Pubblica e da Venezia.com, con flash mob finale. In decine si sono stesi per terra, come fossero morti. Poco che manca, però se continua così e non c'è l'ospedale a Venezia sarà più facile morire. Fanno morire la città e anche noi cittadini nati in questa città e che lottiamo giorno per rimanerci. Microfono e amplificazione improvvisata, si sono susseguiti interventi di chi ha aderito alla manifestazione, anche politici, ma niente simboli di partito. Giovedì in regione tornerà la questione dell'ospedale veneziano. Se non protestavamo le cose non sarebbero andate meglio, sarebbero andate peggio. Significa anche ritrovarci in questa città che ormai è assediata da presenze esterne. E chiediamo assolutamente che l'ospedale non sia declassato e che rimanga com'è, anzi che venga potenziato. Le emergenze sono emergenze, la continuità sanitaria per i cittadini è fondamentale. Speriamo che rinasca tutta la sanità veneziana perché è moribonda, così come lo sono i poveri cittadini di Venezia che sono bistrattati, dimenticati e abbandonati.